sera ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura si sarebbe verificato un focolaio Covid all'ospedale Giovanni Paolo II tra alcuni pazienti. Isolate le persone con il sospetto del contagio, mentre non vi risultano infetti tra il personale sanitario. Cambiamenti radicali in atto nel settore benzinai. Da oggi, martedì 1 agosto, entra in vigore l'obbligo per le stazioni di servizio di esporre anche i prezzi medi nazionali. I cittadini con questa novità potranno ponderare le loro scelte. Approvati in data odierna da parte della Corte dei Conti per la Regione Siciliana del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il Comune di Messina. È stato possibile ridurre la cifra debitoria di 330 milioni di euro. A Mazara del Vallo è stata inaugurata la prima spiaggia nella provincia di Trapani con accesso dedicato ai cani. La realizzazione di questa iniziativa è stata guidata dal Comune di Mazara del Vallo. In chiusura per la giornata di domani si registreranno massime di 37 gradi sull'isola siciliana. Diramata anche un'allerta incendi su tutta la Sicilia, con particolare attenzione alle province di Enna e Caltanissetta. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.